Continua l'emorragia di medici nelle strutture sanitarie venete, un problema in costante crescita nonostante l'impegno della Regione attraverso le USL. Una situazione che ha un unico responsabile. La programmazione la fa il Ministero dell'Università in accordo chiaramente con le università. Quindi è una programmazione sbagliata fatta ancora diversi anni fa e noi stiamo pagando oggi purtroppo ecco, questo numero chiuso per quanto riguarda le specialistiche soprattutto, perché il problema che noi abbiamo è la carenza di specialisti. Una carenza che l'ULSS della Marca attende di tamponare nel breve periodo con una soluzione semplice quanto efficace. Si dovrebbe autorizzare le ULSS ad assumere laureati con l'esame di Stato che nelle specialità che non avevano una volta bisogno di avere lo specialista subito, quindi a parte radiologia e anestesia, di poter accedere subito al lavoro nel sistema sanitario. Poi c'è la visione a lungo periodo, che in Veneto c'è, ma a quanto pare a Roma manca. Nel lungo periodo bisogna riprogrammare, quindi bisogna aumentare il numero di posti nelle varie specialità, perché questo è l'unico modo per far fronte alle richieste e alle esigenze. Abbiamo nuove tecnologie, abbiamo nuovi bisogni, l'invecchiamento della popolazione, il bisogno di medici di famiglia, eccetera, per cui è chiaro che va rivista la programmazione a livello nazionale. Nel frattempo, nella più tipica mentalità veneta, il quotidiano è fatto di coscienza e professionalità per il proprio ruolo. Io devo sempre ringraziare gli operatori del sistema sanitario regionale, i nostri medici e anche i medici famiglia, perché stanno stringendo i denti e stanno dando ecco, di più di quello che sarebbero obbligati a dare. Quindi li ringrazio perché si sono resi conto anche loro della difficoltà del sistema e ci stanno aiutando per fare in modo che questa sofferenza pesi il meno possibile sull'utenza.